Adesso parliamo di teatro, teatro in lingua sarda con la compagnia Teatro Sardegna Mascaras di Terralba. Attilio Gatto. Nome di Maria di Gesù, nome di Maria di Gesù. Non più nel fiore degli anni, le 5 sorelle Pintus alla morte del padre padrone si danno alla pazza gioia. Cinque hominis po cincus ovis è una commedia in lingua sarda che unisce la tradizione all'ironia graffiante, le apparenze alle verità più intime e personali. I personaggi sono rappresentati con le loro debolezze, con le loro manie, ma soprattutto con il loro spirito più intimo, con i loro sentimenti, con le loro emozioni. E in quest'opera in particolare si esamina il problema delle pulsioni e anche la problematica legata al sesso e quindi all'eros. C'è originalità nel lavoro di Giovanni Paolo Salaris, che per il Teatro Sardegna Mascaras di Terralba ha scritto 13 commedie. I suoi personaggi, direbbe Gramsci, sono dotati di una vita propria e rappresentano conflitti reali. Nell'intreccio propone temi e codici innovativi, un lavoro che si rivolge ad una comunità esigente, desiderosa di riconoscersi e al tempo stesso di andare oltre la vita quotidiana. Salaris è direttore artistico della compagnia, l'ha fondata nel 1999 e oggi può contare su 15 attori dotati di grande versatilità, dal tragico al comico. Babbo, sta pure più sempre dei suoi uomini. Se mo che isso vince a andare. E decido dove vai ragazza? Ah, no,